Sanità in Veneto, 7 persone su 10 alle prese con le liste d'attesa per le visite specialistiche. A dirlo l'indagine condotta dai sindacati regionali in seguito ai disagi e segnalazioni della gente per la cataratta, attesa minima di un anno in tutte le ULSS. L'inchiesta della morte del giornalista Angelo Pangrazio, i carabinieri del NAS su richiesta della procura hanno chiesto la documentazione all'azienda ospedaliera di Padova. Prof colpita dai pallini, nonostante l'abbassamento dei voti in condotta dei ragazzi coinvolti, la docente è decisa a proseguire con la sua azione legale e chiederà un risarcimento danni. Archiviate le accuse contro il 38enne veneziano che nell'ottobre 2021 travolse e uccise una bimba di 11 anni a Campo d'Arsego. Per i giudici non poté far nulla per evitare l'impatto. Il sindaco di Padova vieta la musica nelle piazze dopo la mezzanotte, firmata l'ordinanza sulla movida, riguarderà anche il portello. Congresso Lega, nessun accordo tra Marcato e Stefani a respingere la ricostruzione di Gian Antonio Darè. Riccardo Barbisan, componente dell'ala trevigiana, che ha scelto il neosegretario e non Franco Manzato. Effetto siccità, i pesci a rischio sopravvivenza nel Piave, a salvarli i volontari FIPSAS preoccupati per la situazione, un intero ecosistema in pericolo. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto si apre dunque con il tema della sanità. In Veneto 7 persone su 10 alle prese con le liste d'attesa. A dirlo l'indagine condotta dai sindacati regionali in seguito ai disagi e alle segnalazioni della gente e presentata questa mattina a Mestre. Liste d'attesa in Veneto, com'è la situazione? La situazione è una situazione di emergenza. Un anno di attesa come minimo per le cataratte, così in tutte le 9 ULSS venete. Nella ULSS 3 al Civile di Venezia appareva anche il ginecologo. Così una signora, per un problema urgente, dopo oltre un'ora di viaggio arrivata a Mestre, si è vista restituire la richiesta dall'accettazione del CUP perché era mercoledì e la prestazione si fa solo al martedì e per appuntamento. E ancora nella ULSS 7 una visita entro i 6 mesi segnati sull'impegnativa era disponibile ma solo a pagamento. Soltanto alcune delle testimonianze riportate ai sindacati nell'indagine condotta da marzo a maggio corrente sulle 9 ULSS regionali sui tempi d'attesa per visite ed esami specialistici, cercando di prenotare tramite CUP. Il 69% del campione da noi intervistato, che è di oltre 3.000 persone, non è riuscito a prenotare al CUP. Il 30%, quindi circa 3 su 10, sono riusciti a prenotare con il CUP, ma anche di questi non tutti, anzi molti, non sono riusciti a farlo nei tempi della prescrizione, quindi abbiamo un 46% delle prestazioni entro i 30 giorni che non sono state prenotate dal nostro campione entro i 30 giorni e un 43% nelle prestazioni più lunghe dai 2-3 mesi. Le prestazioni più richieste su cui si è effettuata questa indagine, la diagnostica per immagini, oculistica e la visita cardiologica, solo per citarne alcune. 7 le persone su 10 in lista d'attesa perché non sono riuscite a prenotare tramite CUP. Maglia nera la ULSS 4 del Veneto orientale con l'81%, seguita a ruota dalle vicentine della 8 Berica e 7 Pedemontana, rispettivamente 78 e 76%, con l'ex equo della 6 Eugania e 3 Serenissima, 71%, staccate di un punto dalla ULSS 2 Marca Trevigiana. Tra l'altro un quarto non sa neanche che, o non è stato messo nelle liste d'attesa o non lo sa, non l'ha capito. Con le prestazioni che finiscono così per essere prenotati a pagamento in strutture pubbliche o private, mentre il 59% degli intervistati attende ancora di essere richiamato dalla ULSS, in questo caso maglia nera alla ULSS 2 Marca Trevigiana, seguita dalla 7 Pedemontana. Nel campione c'è un 68% di anziani, quindi questo è un dato da tenere a mente. E sulla lista d'attesa le rassicurazioni della Regione: entro dicembre verranno programmate oltre 246.000 visite con codice D, cioè a 30 giorni. Si chiama percorso di tutela, una tra le soluzioni proposte dai sindacati per scavalcare i tempi d'attesa per una visita o una diagnostica, nonostante la prescrizione medica magari anche urgente. Il cittadino avrebbe diritto di esigere che quella prestazione venga fatta in libera professione intramuraria pagando solamente il ticket. Quindi noi abbiamo suggerito a chi si è rivolto nelle nostre sedi lamentando appunto il disagio che ha nell'accesso alla sanità pubblica di inviare una raccomandata alle USL per esigere questo diritto. Abbiamo visto che quando i cittadini hanno inviato la raccomandata o quando si sono lamentati presso l'ufficio relazioni per il pubblico, questa cosa ha fatto scattare subito il fatto che sono stati richiamati e hanno avuto la prenotazione.
Altra proposta, prevedere per gli over 70-75 di aprire degli slot vicino alla propria residenza, anche per evitare la lontananza influisca sulla rinuncia alla prestazione. La Regione è favorevolissima a questo tipo di procedura, anzi ritiene che questo sia un percorso che bisogna assolutamente perseguire. 30 milioni di euro i fondi stanziati dalla Regione Veneto per il piano di rientro delle liste d'attesa per le prestazioni con codice D, cioè entro 30 giorni, da programmare entro dicembre prossimo. E hanno iniziato già con le priorità, quelle che erano 10 giorni. Da novembre ce n'erano, ad esempio, questo è un dato che ci hanno dato 2000, ad oggi ce ne sono 23, a settembre prenderanno in carico quelle che hanno i 30 giorni, che sono poi quelle che anche dal nostro monitoraggio si sono rivelate, insomma, quelle più critiche. Si parla di quante prestazioni? Allora loro hanno degli obiettivi su delle prestazioni di 246.000 prestazioni che loro vogliono recuperare da maggio 2023 a dicembre 2023. Ancora la sanità, ma in questo caso è la cronaca. I carabinieri del NAS, su richiesta della procura, hanno chiesto la documentazione dell'azienda ospedaliera di Padova. L'inchiesta è quella sulla morte del giornalista Angelo Pangrazio. Non si ferma l'indagine aperta dalla Procura di Padova sulla morte di Angelo Pangrazio, giornalista della Rai del Veneto. Pangrazio si è spento all'età di 65 anni il giorno di Natale a Padova dopo un intervento al cuore eseguito dall'equipe del centro Gallucci. Proprio le aziende ospedaliere, i carabinieri del NAS hanno chiesto la documentazione relativa al ricovero di Pangrazio su mandato dell'autorità giudiziaria. A gennaio la compagna del giornalista aveva presentato un esposto integrato nei giorni scorsi dalla relazione di un medico legale di parte in cui si sollevano dubbi sulla presenza di batteri nella struttura ospedaliera e sulla preservazione degli ambienti interni. Angelo Pangrazio sarebbe morto per uno shock settico fulminante che deriverebbe da un batterio contratto forse in ospedale. Adesso le opere, la viabilità, le autostrade del Friuli Venezia Giulia e del Veneto sono da ieri in concessione a una società interamente pubblica partecipata dalle due regioni, Friuli Venezia Giulia per il 90% e Veneto per il 10%, secondo il modello in-house. È un provvedimento atteso da anni, spiega il MIT in una nota, il Ministero per i Trasporti, e che valorizza al massimo i territori, così come desiderato dal vice premier e ministro Matteo Salvini. L'accordo per la nuova convenzione con la società Alto Adriatico è stato sottoscritto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sarà a tariffe invariate per l'utenza per l'intera durata della concessione. La società è competente nelle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro Conegliano, A4 Raccordo Villesse Gorizia A57 sino ad ora gestite da Autovie Venete SPA. Questa è importante novità sul fronte viario. Adesso invece a Venezia con un inquietante caso che ha a che fare con delle borseggiatrici. Che intenzioni avesse la sconosciuta che voleva prendere in braccio una bambina di 2 anni che giocava in campo Santa Margherita è difficile dirsi. Probabilmente solo distrarre la madre mentre la complice la derubava, ma non si può escludere del tutto qualcosa di più inquietante. Fatto sta che da oggi il fronte del borseggio a Venezia si arricchisce di un episodio che getta un'ombra sinistra sull'atteggiamento sempre più spregiudicato delle bande che infestano la città. A raccontare cosa fosse successo e ad invitare all'attenzione chi avesse bambini piccoli che giocano in campo è stata la protagonista della vicenda in una chat di residenti. La donna ha visto una ragazza andare incontro alla piccola per prenderla in braccio. D'istinto ha gettato la borsa sul passeggino ed è corsa per raggiungerla. Appena ripresa la bambina si è accorta che un'altra ragazza stava cercando di rubarle il portafoglio momentaneamente incustodito. Del fatto sono state avvisate le forze dell'ordine. Recentemente in un blitz antiborseggio la polizia ha fermato diverse persone tra Piazzale Roma e la stazione, tutte con a carico diversi precedenti per furto e furto aggravato. Uno spaccato delle decine di uomini e donne, a volte insospettabili dall'aspetto comune, che quotidianamente agiscono organizzati in bande a Venezia. La vicenda della professoressa di Rovigo colpita dai pallini, nonostante sia stato deciso, l'abbiamo detto ieri, di abbassare i voti in condotta dei ragazzi coinvolti, la decisione dopo l'input del ministro Valditara, la docente è decisa a proseguire con la sua azione legale.
Quanto ha deciso ieri il ministro Valditara mi ha fatto ovviamente piacere, ma io voglio andare avanti con i miei avvocati per le conseguenze d'immagine che ho subito. Così la professoressa dell'istituto Viola Marchesini di Rovigo, colpita lo scorso novembre da pallini di gomma sparati da alcuni studenti in aula durante la lezione, con tanto di scena ripresa dai telefonini e pubblicata sui social. Dopo l'intervento ieri del ministro dell'istruzione, che aveva chiesto che venisse riconvocato il consiglio di classe per rivedere i novi in condotta, con il quale gli studenti coinvolti erano stati promossi, la dirigente scolastica nel pomeriggio aveva riunito nuovamente i docenti che alla fine avevano deciso di abbassare i voti ad un 7 per uno studente e a 6 per altri 3. Nonostante questo, però, la professoressa ha intenzione di proseguire l'iter intrapreso con il suo legale, che annuncia come la sua assistita intenda rivalersi nei confronti dei genitori degli alunni e come entro l'estate sarà promossa un'azione di risarcimento civile per danni di immagine e morali. Era ora che si rimettesse mano al voto di condotta, aggiunge ancora la professoressa, che teme però che i nuovi voti possano non avere il risvolto educativo auspicato. Secondo me, dice, quegli studenti non hanno ancora capito. Anche per questo continuo con la mia azione. E in merito alla decisione di riconvocare il consiglio di classe e rivedere i giudizi, spiega, è stata una decisione presa a Roma, ma è l'intera istituzione scolastica che deve cambiare, come sottolinea il ministro, a partire dalle classi numerose per finire con l'ora di ginnastica. A Padova adesso, dove il sindaco Giordani ha firmato la attesa ordinanza sulla movida, dei problemi della movida. Abbiamo parlato a lungo a Padova. Ebbene, è stata firmata l'ordinanza che vieta le musiche nelle piazze dopo la mezzanotte. Musica vietata nelle piazze del centro storico e nel quartiere universitario del Portello dopo la mezzanotte. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha firmato l'ordinanza che regolamenta la movida nel periodo estivo. Il provvedimento infatti resterà in vigore fino al 30 di settembre, una misura che arriva dopo le polemiche dei residenti del centro che d'estate ogni anno lamentano gli effetti della mala movida nelle piazze. Come l'anno scorso, come sempre, per rispetto per quanto dormono, devono dormire i cittadini, facciamo impossibile per riposino. Chiaramente abbiamo inventato una cosa in più, i parecchi quelli autonomi che si collegano via wifi per evitare anche questo, per cui insomma, il rispetto dei cittadini, cerchiamo di fare il massimo. Ci sarà anche le novità tra poco, perché stiamo costituendo un gruppo di lavoro coordinato dal direttore generale per far sì di trovare le soluzioni. Quest'anno si aggiunge dunque il divieto di riprodurre la musica anche attraverso le casse wifi collegate allo smartphone da mezzanotte alle 6 del mattino. L'ordinanza di Giordani si aggiunge inoltre all'impiego degli street tutor ingaggiati dall'amministrazione per sorvegliare le zone della movida. Adesso la paura di una donna rimasta con l'auto bloccata in un sottopasso allagato è successo ieri a Cismon durante il violento nubifragio che ha colpito la Val Brenta. Una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta nel tardo pomeriggio di ieri sulla Val Brenta. Un'ora di pioggia incessante che ha messo in difficoltà l'intero territorio comunale, da Vastagna fino a Cismon del Grappa, ma anche Primolano. Con significativi disagi nel centro abitato di Primolano, con alcuni tombini che non riuscivano a contenere l'acqua e quindi qualche allagamento importante, anche qualche importante disservizio relativamente ad alcuni lavori di allacciamento delle fognature che si stanno completando. In particolare a Cismon i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere un'automobilista finita quasi sommersa con la macchina in un sottopasso invaso dall'acqua a causa del violento nubifragio. I pompieri hanno recuperato l'auto mentre la donna è riuscita in qualche modo a uscire dal mezzo e a mettersi in salvo. Nonostante si fosse pacifico, insomma, qual era il livello consistente delle acque, rimanendo bloccata all'interno, con i disagi del caso, l'attivazione dei pompieri. Ovviamente questo ha costretto a sospendere i lavori sulla galleria di Arsier e quindi lasciare aperta la galleria di Arsier, perché di fatto l'accesso sul Primolano era impedito. Il sottopasso è stato liberato in serata e la circolazione è tornata alla normalità. Pioggia, ma anche tanto vento, con alcuni alberi caduti a Vastagna, fortunatamente senza feriti. Vi sono stati poi dei danni anche in destra Brenta, in località Barbamarco è caduto un albero vicino alla sede stradale e sono prontamente intervenuti i dipendenti comunali. Nessun colpevole per la morte di Emanuela, aveva 11 anni e fu travolta e uccisa da un furgone 1 anno e mezzo fa a Campodarsego.
Cadono le accuse di omicidio stradale nel processo contro il 38enne veneziano di Santa Maria di Sala che l'11 ottobre 2021 aveva travolto con il suo furgone Emanuela Brachia, 11 anni, mentre rincasava in bicicletta. L'incidente era avvenuto alle 19:10 in via Pontarola nei pressi del centro di Rischigliano di Campodarsego. Emanuela, subito soccorsa, era morta dopo 2 giorni in ospedale senza mai riprendere conoscenza. A chiedere l'archiviazione del procedimento, accolte dal GIP del Tribunale di Padova, è stato Andrea Girlando, PM titolare delle indagini. Le perizie disposte dalla Procura hanno stabilito infatti che Emanuela ha attraversato la strada in sella alla sua bici al buio e fuori dalle strisce pedonali. Nulla ha quindi potuto fare l'investitore, che in quel momento era diretto verso la tangenziale e viaggiava rispettando i limiti di 50 km/h. Un terribile dolore per la comunità di Campodarsego, che si è stretta attorno alla famiglia di Emanuela, continuando per mesi a portare lumini e fiori sul luogo della tragedia. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora in diretta. Rieccoci in studio in diretta. La politica, perché continuano le polemiche post congresso Lega. Nessun accordo tra Marcato e Stefani a respingere la ricostruzione di Gianantonio Darè, raccontata nei nostri telegiornali ieri, è Riccardo Barbisan, componente dell'ala trevigiana, che ha scelto il neosegretario e non Franco Manzato, una scelta che Barbisan rivendica con forza. Ma se Marcato avesse fatto l'accordo con Stefani avrebbe preso il 90% probabilmente. E poi ognuno vota quello che vuole, e era ovvio che non tutti avrebbero votato il candidato trevigiano, come non tutti a Padova hanno votato il candidato padovano. Non c'è sempre identità nel voto rispetto al territorio nel quale si abita. L'ala trevigiana del Carroccio non è solo quella che sosteneva Franco Manzato, lo ribadisce con forza Riccardo Barbisan a 4 giorni da quel congresso che ha lasciato più strascichi polemici che unità di intenti. L'eco delle accuse a Marcato, e non solo da parte di Gianantonio Darè, a Focus è ancora forte. Evidentemente ha fatto l'accordo, ha trovato una quadra con Stefani e assieme a lui anche una componente importante trevigiana, molto importante trevigiana. E bisogna vedere lui con chi ha parlato, perché Gianantonio Darè non mi ha mai chiamato per votare nessuno, a parte che io neanche ero delegato al congresso, quindi non dovevo neanche pormi la domanda su chi votare. Probabilmente si è fidato delle persone sbagliate, non è la prima volta che gli succede. La stoccata ironica viene da chi invece fa parte di quella Lega trevigiana che ha sostenuto Alberto Stefani e non ci sta a farsi tacciare di tradimento né a farsi etichettare come parte sconfitta. La narrazione che a me non piace è di sentir parlare di una Lega trevigiana sconfitta. Ci sono anche tanti delegati al congresso della provincia di Treviso che oggi si trovano nella posizione di aver vinto, quindi il fatto di dire che la provincia di Treviso ha perso a me fa sorridere, nel senso che non è proprio così. Forse più del 50% dei delegati della provincia di Treviso ha votato per Stefani. In direttivo regionale abbiamo il più votato dei membri del direttivo regionale, che è un trevigiano, ovvero lo storico esponente moglianese Giuseppe Canova. Resta però un Carroccio veneto alle prese con tensioni sotterranee fortissime. Barbisan è convinto che l'opera diplomatica porterà i suoi frutti. Alla fine non ce n'è uno che sia per l'autonomia e uno che sia contro, uno che sia per le piccole medie imprese e uno che sia per le multinazionali. Siamo tutti dalla stessa parte e le cose, come dicevano i democristiani, sono più le cose che ci uniscono di quelle che ci dividono. Sempre da lei però dice ha vinto la linea del ponte di Messina e non quella dell'autonomia. Vabbè, guardi, che lo dica un parlamentare europeo sul tema del ponte di Messina, quando il ponte di Messina è una delle parti fondamentali dei corridoi europei Palermo-Berlino, fa sorridere, nel senso che il ministro delle infrastrutture si occupi pure del ponte sullo stretto di Messina, ma io da cittadino trevigiano so che è venuto qui 3 o 4 settimane fa a portarci i soldi per la progettazione del quarto tronco della tangenziale, che né Bossi né Maroni né nessun altro ci ha mai fatto. La chiave di tutto sta nel futuro di Roberto Marcato, uno che Barbisan conosce molto bene dai suoi trascorsi di consigliere regionale. Una persona che dovessimo perdere sarebbe un problema per noi, credo anche un problema per lui, perché tradire così la sua storia non credo che neanche lui lo voglia. Quindi il mio appello è, da queste telecamere, ti prego Roberto, pensa bene a quello che stai facendo, tu sai che per la Lega vale lo stesso principio della Chiesa.
extra ecclesiam nulla salus, fuori dalla Chiesa nessuna salvezza, e così anche è stato per tutti coloro che hanno abbandonato la Lega. Una storia destinata evidentemente a continuare anche nei prossimi giorni. Adesso, nonostante il maltempo che ha attraversato il Veneto in queste ore, la siccità è ancora forte, persistente. Uno degli effetti, ad esempio nel Piave, è la scarsità di acqua che mette in pericolo l'ecosistema dei pesci. Scene di un salvataggio. Qui i volontari sono alle prese con gli avannotti, piccoli pesci che a causa della scarsità d'acqua nel Piave rischiano di morire. E così, dall'altezza del ponte della Priola in giù fino a Saletto, gli uomini della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee si spendono per portarli in salvo. Il problema soprattutto è che dal ponte della Priola in giù l'acqua si infossa sostanzialmente del Piave, rilasciando, creando delle pozze dove all'interno di queste pozze purtroppo vengono intrappolati dei pesci e bisogna salvarli. Interventi che si ripetono tutti i giorni. Nei periodi di siccità viene utilizzato uno strumento con corrente a basso voltaggio che li stordisce momentaneamente e consente di trasportarli in vasche con ossigeno in luoghi a monte o a valle del Piave dove la maggior portata d'acqua risulta tale a garantire la loro sopravvivenza. Ieri sono state impegnate 2 squadre, sostanzialmente con gli elettrostorditori cerchiamo di spostare quanto più pesce possibile, di salvare quanto più pesce possibile, ma comunque tanto pesce muore. Altro problema grave, quello che resta e quello che riusciamo a spostare viene massacrato dai cormorani. Intervenire a priori, l'input che arriva da FIPSAS suggerendo quali le strade percorribili. Secondo noi abbassare quello che è il livello della ghiaia che c'è, del sedimento che ogni anno viene trasportato del Piave, perché in quella zona soprattutto la falda è 1,60 m sotto, quindi c'è tantissima ghiaia da asportare e via. È anche vero che tante associazioni purtroppo non condividono queste pratiche, non sapendo quello che succede però, perché togliendo acqua al fiume, ripeto, tutta la fauna e poi muore un ecosistema completo. Quindi aspettare che si rigeneri un ecosistema è tanto lungo come periodo. È tutto per questa edizione del Veneto, vi lascio alle previsioni del tempo, fra poco il telegiornale di Venezia, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in calo, venerdì attendiamoci un peggioramento del tempo, ma per giovedì intanto avremo condizioni stabili. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 29 giugno evidenzia un contesto buono con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi, cielo anche coperto di mattina ma precipitazioni assenti. Temperature stazionarie, minime tra 15 e 22 gradi, massime tra 26 e 29 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo tanto sole, cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sulla zona montana, ma in genere senza piogge. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 27 e 28 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con qualche nube nel pomeriggio. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 27 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.